Abbastanza morbido. Un tempo che ne fu fatti 2 o 3 da Andrea, che era sempre lì. Io quanti sono stato sotto? Questo è il tuo rigore. Non passa così tantissimo, ma io più che altro perché a un certo punto mi ci presi, Io mi sono reso nemmeno conto, ma io lì penso che ci stato poco. Anch'io lì per lì pensavo che ci stava poco, però nelle faccine mi appariva. Sai cosa mi sono ricordato di dirti? Sai cosa mi chiese? Mi rilesse quello che avevo scritto. Allora, visto che c'era la domanda se alle verifiche uno osservatorio si riesce a leggere, cioè si riesce non c'è la finestrella, insomma, cosa fai? fai smontare la Cosa avevi macchina. scritto? Per me erano delle domande di complete, quindi il certificato e poi No, che cosa c'è scritto? certificato di Certificato di omologazione della vettura di serbatoio. e poi è sufficiente, se non dichiarazione di installazione da parte di chi? Da parte Tanto di ce la devono fare per preparatore. forza. Diciamo qui, in Italia autocertificazione e dichiarazione di conformità del serbatoio, e all'estero invece vedere direttamente il numero. Perché è scritto in questa maniera? Benissimo, ma io a quello che ho capito, in Italia è l'unico paese dove, nel caso, almeno per quest'anno, perché dal prossimo anno cambia tutto, dal prossimo anno devo fare il buco, ma insomma, in Italia se non c'è accesso diretto a poter visionare il serbatoio, viene accettata un'autodichiarazione dove io sottoscritto È bello metterlo su Facebook mentre chiacchiere. Insomma, io gli spiegai questa cosa e lo sai su cosa? Guarda, schiaccialo perché